Il covo dei trattoristi era Saviai Canistante. Sì. Paglia, giusto. Giusto, anche lui andava a battere. Sì. Che aveva Trebbia. Ma che marca ieri di Trebbia? Trebbia, la nostra era di Antoni. Che ora cosa aveva? Stavo a Ruston che era una volta. Che non era di Antoni, sì, ma non era proprio di Antoni. Era dei traverse di Ruston. Fatta su tocchi della sorte, tocchi di chiara, e di fatti che ha una misura abbastanza come battitore, 114, che per solito sono misura pari. Sul battitore dove era dentro le faie? C'era una misura che era da 90, da 100, da 120, e non era 114. Quindi in faietta che aveva un buso da 114 da dentro. Io quando poi mi ha buttato dentro destinare uno da parte non ha dentro che tagliamo faglie, uno tirava qua, l'altro tirava si fa sempre così, ciappare, buttare, allargava sempre così. Il resto era questo. Chi che guarda tagliare, che altra tagliare, ciappare, faglia, la piegava dentro. La piegava con la testa, la dopo in dialetto. Questo era il faietta. Il faietta più famoso chi era? Mi calcolo che sia stato il più bravo faietta che egli era Ettore Tusio. Ettore Marini era bravo perché sapeva proprio anche per quello che tagliava, quello che le buttava su come che le buttava, quello che tagliava, chiaramente la dritta la faglia, in modo che fosse mai aiutava come la mano e paura. La drissadina, e da Grillo alla Trebbia, dove che veniva il fomento, cosa che era? Era idro. Ma a me veniva 80 litri, 80 kg. Era peso. Ma è sacco come viene pieno, cosa pesava? 80 kg? 100 era pieno, ma più o meno il peso standard era quando che buttava tanto che 80. 80 quando che era pesante. E come a quartea, come di misure, le misure della volta. Era vera? Quartea gli era 25 kg. 25 kg. E dove mettevi a quartea? Devi ir a pesare una volta il pomento. Giochi sulla granetta che portano fatto. Il discorso era quello di venire parole, quando veniva fuori erano più pesati, ma questi più misuravi. Dopo quel male con la parte di veavi. Uno mio e mette in parte con le parole e buttasse a granare suo. Non si andava a peso, ma si andava a misura. E il peso però variava in base all'anno. Qui che lo aveva da fare parte quel barone, il ciapai lo portava solo quel sacco e ciao. Qui a far parte quel barone, a sua parte la metteva da una parte e la metteva là, non poteva mai muoverlo, doveva muoverlo dopo perché non era una volta, a parte. Era fatto così per non pesare chilo per chilo, dopo il peso veniva a fare